Assessore Bini, quali sono i pilastri della strategia regionale per attrarre nuovi investimenti? Innanzitutto quali sono, mi permetterei di dire le due parole d'ordine: competitività e attrattività. I pilastri sono presto detti, noi abbiamo la necessità di far crescere le nostre imprese, quindi far sì che il mercato moderno, il mercato attuale, il mercato globale sia un mercato consono alle dimensioni delle imprese della nostra regione. Abbiamo la necessità di mettere delle risorse importanti. Noi in questi anni abbiamo, glielo dico sempre, da quando è iniziato il mio mandato, ormai 7 anni fa, partivo con 85 milioni di dotazione, ora quest'anno chiudo a 580 milioni di dotazione, il che significa che la Regione ha immesso nel sistema economico quantitativi importantissimi, soprattutto in un periodo particolarmente complicato come l'attuale. Poi non dimentichiamoci di un tema che tocca a tutti, non solo la nostra regione, ci mancherebbe altro, la necessità di avere dei profili professionali qualificati, quindi la formazione è un altro tema molto importante.